Ciao a tutti e bentornati a 5 News, la videorubrica targata a qdpnews.it che vi racconta le 5 notizie più cliccate della settimana. Alla numero 5 troviamo la notizia della scomparsa di Pietro Stefan, 51enne agente di commercio spentosi nella sua abitazione di Fontigo a causa di una malattia incurabile. Al lavoro in giardino, il braccio gli finisce nello spaccalegna. Alla numero 4 troviamo la notizia dell'incidente che ha coinvolto un pensionato di 69 anni di Sparra di Soligo. La terza notizia più cliccata della settimana ci racconta ancora una volta del trasporto speciale per le nuove travi del Palasport di Pieve di Soligo, documentato da foto e video. Da Londra, nuove idee per il rilancio dei vecchi capannoni. Alla numero 2 troviamo la notizia del progetto di un giovane studente di architettura di una facoltà londinese, pronto a ristrutturare gli spazi in disuso a Barbisano. La notizia più cliccata della settimana ci racconta del dramma consumatosi nel corso dell'ultima edizione della Prosecchissima di Miane. Un cicloamatore 48enne, colto da un malore, si è accasciato nel corso della prima salita, per poi spegnersi all'ospedale di Conegliano. 5 News termina qui. Appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.